onda Potere al Popolo. Secondo round di controinformazione di Radio Libertà. Buongiorno da Sammy Varin, è tempo di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Qualche minuto in compagnia della senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Buongiorno Stefania. Buongiorno anche alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Gentilissima, già sottosegretario alla difesa, presidente della Commissione Diritti Umani al Senato, hai presentato una mozione della Lega sui reati di violenza sessuale commessi con l'ausilio di sostanze stupefacenti, ad esempio le cosiddette droghe dello stupro. Perché? Perché di fatto tutto nasce da un convegno che si è tenuto qua al Senato lo scorso novembre a titolo violenza di genere e droga dello stupro. Quindi nell'ambito di questo convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, degli esponenti del personale dei laboratori per quanto riguarda le analisi tossicologiche, quindi è venuto fuori da questo lavoro tra poi gli intervenuti ha partecipato anche la senatrice avvocato Giulia Bongiorno. Quindi cos'è stato evidenziato? Che oggi, nonostante comunque anche l'Italia abbia legiferato per la tutela di quella che è le vittime di violenza, in modo particolare la violenza e lo stupro contro le donne, e i dati sono comunque altissimi ancora rispetto a questo fenomeno, si è verificata la problematica riguardo a quella che è la continua evoluzione in generale di tutte le droghe, in modo particolare fatti recenti con una presenza abbastanza assidua di quella che è la cosiddetta droga dello stupro, che di per sé rispetto ad altre tipologie di droghe spesso viene assunta inconsapevolmente dalla vittima, perché comunque è una droga che non ha né odore né sapore e viene spesso somministrato attraverso delle bevande, e ha una caratteristica che è facilmente metabolizzata, ma ha come effetto anche la perdita di memoria. Quindi la donna, nel momento in cui ricorda qualche cosa che è avvenuto, passa del tempo, e quando si reca al pronto soccorso, che tra l'altro il pronto soccorso è il primo punto dove vengono intercettate le vittime, di fatto nel momento in cui passa del tempo e si reca al pronto soccorso per denunciare che è avvenuto un qualche cosa, di per sé il fisico, il corpo ha già cancellato le tracce. Quindi qual è che è il problema che è venuto fuori in modo chiaro? La difficoltà di una procedura che sia una procedura standard, che consenta a seconda di quella che è la tipologia di denuncia della donna che si reca in pronto soccorso, e dove vi è la possibilità che la stessa sia stata sottoposta a la cosiddetta droga dello stupro, di avere dei protocolli ben precisi che consentano anche a distanza di giorni, per esempio attraverso quello che è l'analisi del capello, di poter avere una campionatura del materiale attraverso questa repertazione, e poi anche non solamente un discorso di protocollo che preveda in questi casi la campionatura del cappello, ma anche la custodia dei reperti, che deve avvenire fin quando ci sia il terzo grado di giudizio, e per cui perché oggi si rischia anche che altrimenti le prove possono anche essere perse. Poi, al di là di quello che è l'istituzione di un tavolo tecnico che veda aggiornate in continuazione quelle che sono le nuove droghe, noi vediamo oggi che si parla del fentanyl con dei piccoli primi casi che si presentano anche in Italia, però è un fenomeno che non dobbiamo sottovalutare, e con l'istituzione a livello nazionale di questo protocollo, con l'individuazione di un laboratorio di secondo livello in ogni regione, in maniera tale che anche tutti i laboratori fra di loro possano essere collegati anche nella tipologia di analisi, quindi
laboratori privati pubblici o privati, cioè privati convenzionati o laboratori pubblici, e poi una campagna di informazione proprio su quello che è il rischio dell'uso di sostanza, partendo anche proprio dalle scuole. Quindi oggi attraverso questa mozione si dà veramente una risposta concreta a quello che è un fenomeno che vede comunque quasi 3.000 casi per quanto riguarda nei primi 6 mesi del 2024, e quindi attraverso questo protocollo, che tra l'altro vede già il Ministero della Salute interessato, e quindi sicuramente porterà a compimento quello che è contenuto come richiesta nell'impegno della mozione. La mozione è stata votata all'unanimità e ringrazio i colleghi che di fatto hanno votato favorevolmente per questo importante impegno. Ringrazio la collega Stefani che mi ha supportato nella stesura stessa della mozione, e ringrazio anche la collega Giulia Bongiorno, perché proprio la collega Giulia Bongiorno rappresentava quanto fosse difficile poter dimostrare quando una donna viene violentata sotto l'effetto della droga dello stupro, perché poi di fatto la violenza sessuale nell'ambito processuale vede in pratica vittima e accusato, e di solito non ci sono testimoni, e quella che è in pratica il racconto della donna non sempre è chiaro nella raccontazione dei fatti, e quindi viene meno quello che è il principio della tendibilità del test, e quindi spesso si rischia che venga inficiata poi una sentenza. Con questo protocollo noi andiamo a mettere in sicurezza proprio tutto questo. Capite, signori, l'attenzione della politica verso queste argomentazioni. Grazie davvero alla senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli. Grazie a voi, buona giornata. Qui Parlamento.
Nell'empireo dei grandi artisti che non sono stati invitati a Sanremo c'è anche lui, Alberto Fortis. Appena uscito con questo pezzo Shopping con Alanis, si parla di consumismo ma anche di identità attraverso l'incontro immaginario con la celebre cantautrice Alanis Morissette. Il contrasto tra la frenesia degli acquisti di oggi e la filosofia dei nativi americani, tema da sempre caro all'artista grandissimo che salutiamo, Alberto Fortis. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, sono le 11:16, oggi è la giornata mondiale della radio e noi non possiamo naturalmente, per ringraziare tutti voi ancora affezionati a questo elettrodomestico, vi siete comprati nel frattempo la radio DAB con questa banda più elettronica, elettrotecnica, no, sono sempre quelle, sono sempre onde elettromagnetiche solo che sono digitali. Chiaro che per festeggiare io questa sera quando accompagnerò Tabata, dove credo che oggi è giovedì, oggi si arrampica sui drappi, sono queste nuove mode, schiaccerò AM sulla mia autoradio e la sera quando c'è propagazione sentirò le radio internazionali, chi ancora trasmette in AM, che cosa arriva nel cielo, oltre che naturalmente alle tante radio locali che ancora trasmettono in AM, che si sono fatte dare il permesso dallo Stato, non con molti watt, certo, non sono più quei watt pazzeschi che aveva Radio 1 a Milano sui 900 MHz, però qualcosina in propagazione si sente ancora. E vabbè, capite che siamo un po' fuori di testa. Noi radiofonici, noi ci siamo nati con la radio e nella radio. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ma prima giustamente giornata mondiale della radio, Sanremo, fatemi ricordare che quello che sarà il vincitore sicuramente di Sanremo, se non arriva al primo posto e non arriva neanche nei primi 3, mi faccio crescere i capelli. No, scherzo, sto parlando del Cristicchi, la bellissima canzone che ha fatto sui vecchi che diventano bambini e soprattutto sulla malattia, chiaramente, che molto spesso colpisce chi è anziano e che si trasforma ed è una trasformazione che noi non riusciamo ad accettare. Beh, abbiamo scoperto che la canzone sulla madre scritta da Cristicchi ha 5 anni e 5 anni fa Amadeus la rifiutò. Oh! Meglio così, dice Cristicchi, con lui mi sarei sentito a disagio, fatto sta, insomma, che se dovesse vincere, Intanto anche ieri sera Sanremo ha battuto tutti i record, ma solo perché, ribadisco e discoriba, c'è dentro anche l'internet e quindi tutti i dispositivi elettronici, e ce ne abbiamo tanti ormai, con cui magari abbiamo sbirciato per qualche minuto Sanremo. A proposito di Sanremo, c'è anche il Moletti, certamente. Sentiamo il Moletti, lui fa l'attore ma commenta, ma il Duca di Saronno vuole dire qualcosa su Sanremo? Facciamoglielo dire. Come ci chiamiamo? Ci chiamiamo Radio Libertà, scusa. Senti, su Amici, Cursore. tutti cantano Sanremo, purtroppo aggiungo io, e tutti purtroppo presentano Sanremo. Ecco, tra il Maggioglio che sembrava un driver che aspettava il cliente all'aeroporto e poi che sembrava che portava dietro tutta la scenografia, e Carlo Conti che è arrivato che sembrava che apriva la posta il giorno di pensione, bisogna dire dove è andata la musica italiana. Io, tranne Cristicchi, che gran cantante con un grande tema molto profondo, non ho capito dove è andata la musica italiana. Il maggiordomo di Rocky Horror Picture Show, Achille Lauro, non è andato male, però voglio dire, ma prima erano 2 o 3 gli autori, adesso c'è un elenco di autori che è più lungo del testo, ma soprattutto voglio dire un grande applauso alla signorina Balti che affronta in maniera dignitosa la sua situazione, ma una cosa che poi chiudiamo: il Sanremo Giovani è diventato un mini talent,
una sfida veramente, lasciando stare la prova delle canzoni, ma voglio dire, con tutto il tempo che si perde, con tutta la pubblicità che si fa, con tutte le battute inutili, si mette in un angolino i Sanremo Giovani. Ricordiamoci che dal Sanremo Giovani sono usciti Eros Ramazzotti, Marco Masini, Vallesi, soprattutto Bocelli, La Pausini e tanti altri cantanti, ma ovviamente sono usciti dei pezzi, perché i grandi cantanti della musica italiana non sono usciti dai talent, sono usciti da Sanremo, quindi Sanremo deve tornare a fare musica e meno spettacolo, e comunque veramente la scenografia un po' più chiara, perché noi di una certa età poi ci addormentiamo, abbiamo bisogno del telefonino. Amici, vi saluto, buon Sanremo a tutti e soprattutto chissà quante canzoni venderanno, tutti vendono. Ciao! Ma nessuno vende, sono tutti streaming e basta, ci saranno dischi d'oro, di platino per tutti quanti, come ogni anno. Saremo giovani non pervenuto, proprio i giovani di Sanremo non mi sono arrivati. E a voi, a proposito di Sanremo, questa sera, una cosa che non vi aspettate, e anche domani, dalle 20 alle 20:30 su questo canale si parlerà di Sanremo. Tu dici, non ne avete parlato tutto il giorno, ne parliamo questa sera, ore 20, Radio Libertà, Sanremo secondo noi. Ci sono i barbari cantanti, quei pazzi che vi tengono compagnia una volta a settimana, giovinastri della Lega e non soltanto. Questa sera e domani, ore 20, Sanremo secondo noi, con i barbari cantanti. Così, se non avete sentito parlare di Sanremo durante il giorno, arriva la sera. Una bella botta pubblicitaria per un Sanremo languente. Chissà se i protagonisti se ne rendono conto. Io ho acceso un VPN spagnolo e ho sbirciato brevissimamente la cacca sanremese. Speriamo non sia stato conteggiato. Grandissimo Enzo. No, li beccano tutti, anche soltanto chi passa per sbaglio per un attimo. No, ci sta. È come quando muori, no? Se c'hai il Covid, sei morto di Covid. 340, cioè, mi piace che quando dico ste cazzate, poi sento la gente che ride da casa, no? Non lo so, probabilmente dopo tanti anni di radio c'è questa percezione che riesco a sentire quello che mi dite nella radiolina, no? È terribile, a volte sento di quelle cose che, mamma mia. 3406709659, una manciata di minuti con Sammy Varin. Mi dicono che nella zona di L'Aquila città da qualche giorno non si riceve più la vostra emittente in DAB. Grazie Mauro di questa segnalazione. Devi sapere che alla fine anche il DAB sono dei ripetitori comunque che, come quelli dell'FM, hanno ogni tanto bisogno di manutenzione. Il consiglio che do a tutti voi quando perdete la sintonia DAB è prima di tutto risintonizzare la vostra radio. C'è un apposito bottoncino con risintonizzazione automatica, si risintonizzano tutte le stazioni, che ormai sono diventate tantissime. Seconda cosa, fatelo sempre con tutta l'antennina della vostra radiolina estratta. Non è come l'FM che arriva lo stesso. Il DAB, se non è estratta tutta l'antenna, non si riceve, soprattutto se siete all'interno in una casa. Terza cosa, spostatevi, se siete in salotto con la vostra radiolina, spostatevi magari vicino a una finestra, perché come vi dicevo la banda DAB è più soggetta a queste problematiche, per cui se ci sono delle pareti molto spesse a volte il segnale diventa così debole che non arriva. È come i telefonini, quando c'è poco campo e dici allora, capito? Fanno proprio così, a differenza della banda analogica, i vecchi tax, per cui il telefonino lo sentivi lo stesso, ma c'erano i disturbi, a differenza della vecchia FM, che pure ancora esiste, noi non abbiamo i soldi per andarci, ma c'è ancora, per cui la radio senti i disturbi, ma non perdi completamente il segnale.
Oggi è la giornata mondiale della radio. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ragazzi. L'appuntamento più bello è quello di domani, San Valentino. Oltre a essere la festa degli innamorati, si apre anche la festa della Lega a Palazzago, in provincia di Bergamo. Domani arriva Claudia Terzi, ore 19, area feste di Palazzago, via Annunciata 30, 2 chilometri. Quanti saranno? Non di più, da Pontida. Domani, venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 14. Claudia Terzi, Malanchini, grandissimo Giovanni Malanchini, ma soprattutto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Telchi, guarda qua. Domani, venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 19, un San Valentino diverso. Portate il vostro fidanzato o la vostra fidanzata a Palazzago, in provincia di Bergamo. La festa della Lega va avanti venerdì, sabato, domenica e poi ancora venerdì, sabato, domenica della prossima settimana. Sempre questa settimana, sabato 15, arriva Massimiliano Romeo, festa della Lega, Palazzago, provincia di Bergamo. Bellissima idea per passare qualche ora mangiando cose molto buone, assolutamente sì. Sta montando su tutti i social il convegno annuale 2025 del Dipartimento Economia. Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Cominciate a scriverlo in calendario per chi ci segue da Roma. Mercoledì 5 marzo, aula nuova dei gruppi parlamentari, Roma, via in Campo Marzio, ore 13:30. Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Praticamente li sentiamo tutti. Ci sarà Molinari, Salvini, Bagnai, Gusmeroli, Garavaglia e molti altri, Centemero, Rinaldi, Bitonci, Giorgetti, Marco Zanni, Claudio Borghi. Chiaro che sarà una cosa, Federico Freni, Morelli, lo trasmetteremo sicuramente su questa radio, però già vi avviso, mercoledì 5 marzo, Roma, interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega, da mettere certamente in calendario. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, certamente per chi mi segue in diretta, questa sera alle 18:30 la Lega sezione di Parma vi invita alla presentazione del libro di Fabio Dosi, Una storia alternativa per l'Italia. Questa sera, giovedì 13 febbraio, ore 18:30, presso l'Aerotrattoria Ronzoni, via Mantelli 21/A. Sto per andarmene, certo, me ne vado, sicuramente non prima di avervi ricordato che, certo, il grandissimo Armando Siri è in tournée per presentare il suo libro A tutto c'è un perché. Una delle date più importanti è quella di venerdì 28 febbraio ad Arezzo, Palazzo dei Priori. Qui Sammy Varin che vi ringrazia, vi saluta, come al solito grazie della pazienza per chi mi segue fin dalle 7:30. Vi dico subito, perché poi vi preoccupate, che domani non ci sarò. Penso che ci sarà Antonino Danna a sottoporvi la sua rassegna stampa. Noi ci risentiamo comunque puntuali, è la solita minaccia, lunedì alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.